Salve a tutti, parliamo ora delle combinazioni. Per capire questo video dovreste vedere prima il video sulle permutazioni e quello sulle variazioni. Allora, il numero di combinazioni si ottiene direttamente dal numero delle variazioni. Allora, cosa si intende in pratica? Noi quando facciamo le variazioni ci interessa l'ordine in cui disponiamo gli elementi. Nelle combinazioni praticamente partiamo dalle variazioni, ma non ci interessa più l'ordine in cui sono disposti gli elementi. In una variazione di ordine r di n elementi abbiamo r elementi in fila, però il loro ordine non ci interessa più e allora dividiamo proprio con r fattoriale, che è il numero di modi in cui posso riordinare r elementi in fila. Allora posso scrivere questo come 1 fratto r fattoriale per il numero di variazioni che sappiamo, abbiamo già trovato, che è uguale n fattoriale fratto n meno r fattoriale. Adesso metto tutto insieme una frazione e trovo n fattoriale fratto r fattoriale n meno r fattoriale. Questo è il numero di combinazioni di ordine r da n elementi. E visto che è molto importante, si indica anche con un altro simbolo, questo simbolo qui. E si legge, questo si chiama simbolo binomiale e si legge n su r. Perché binomiale? Questo sarà più chiaro in un altro video dove faccio il collegamento tra questo e le potenze di un binomio. Allora, vediamo un esempio per capire come sono fatte queste combinazioni. Prendiamo n uguale a 4, abbiamo 4 elementi A, B, C, D. Ad esempio si possono chiamare così, e prendiamo r uguale a 2, quindi mettiamo due elementi in fila. Allora calcoliamo combinazioni di ordine 2 di 4 elementi e 4 su 2, allora usando la formula è 4 fattoriale su 2 fattoriale 4 meno 2 fattoriale. 4 fattoriale 4 per 3 per 2, 2 fattoriale è 2, 4 meno 2 fa 2, 2 fattoriale è sempre 2. Poi vado a semplificare, trovo 6. Ce ne sono solo 6, possiamo scriverle tutte. Allora, dobbiamo prendere due elementi e non ci interessa l'ordine, quindi AB, AC, AD, BC, BD, CD. Se ragionassi come ragiono con le variazioni, cosa avrei pensato? Come avrei pensato di mettere gli elementi? Avrei pensato di mettere AB, AC, AD, va bene, poi avrei messo BA, però BA è equivalente a B, perché non ci interessa l'ordine, poi avrei messo BC, vabbè, questo ce l'abbiamo, BD ce l'abbiamo, nelle variazioni avrei messo CA, ma ce l'ho già perché AC, CB, ma ce l'ho già perché BC, CD, va bene, questo lo mettiamo, poi avrei DA, ma è equivalente ad AD nelle combinazioni, DB, ma è equivalente a BD, e DC, che è equivalente a CD, e quindi abbiamo soltanto questi. Si può interpretare tutto questo in un altro modo. Noi possiamo pensare di avere un insieme di questi quattro elementi A, B, C, D, e il numero di combinazioni mi dà il numero di sottoinsiemi di due elementi. E quali sono questi sottoinsiemi? Sono proprio questi. Ad esempio il sottoinsieme è fatto da A e B, da A e C, da A e D e così avanti. Quindi il numero di combinazioni si interpreta come il numero di sottoinsiemi di, in questo caso, due elementi scelti da un insieme di quattro elementi. Perché comunque dentro un insieme non è importante l'ordine degli elementi in un insieme, è indifferente. Anche per quello si può interpretare così. E quindi, volendo fare un esempio leggermente più concreto, si può pensare a questo: in quanti modi posso scegliere due rappresentanti da una classe di scuola di 10 studenti. Allora non è che abbiamo il rappresentante 1 e il rappresentante 2, sono due rappresentanti equivalenti tra loro e quindi non ci interessa l'ordine in cui sono messi. E allora si usa proprio il numero di combinazioni di ordine 2 da 10 elementi, 10 su 2. Scrivo 10 fattoriale fratto 2 fattoriale, poi 10 meno 2 sarebbe 8, 8 fattoriale. E qui anche vediamo un trucchetto che si usa spesso per calcolare più velocemente.
visto che qui sopra ho 10 fattoriale e qui sotto 8 fattoriale, scriviamo 10 da 10 indietro fino ad arrivare a 8, cioè 10 per 9 per 8 fattoriale, perché tanto 8 fattoriale mi dà tutti i numeri indietro fino a 1. Quindi 10 per 9 per 8 fattoriale, e qui sotto 8 fattoriale, quindi vado a semplificare. Boh, qui 2 fattoriale fa 2, va bene, vado a semplificare qua e trovo semplicemente 5 per 9 45. Ancora vediamo giusto qualche proprietà del simbolo binomiale. So n su 0 mi darà sempre 1, perché usando la formula n fattoriale fratto 0 fattoriale n meno 0 sarebbe n fattoriale. Quello si semplifica, ricordiamo che per convenzione 0 fattoriale fa 1, allora trovo 1. N su n, beh, usiamo la formula n fattoriale fratto n fattoriale, n meno n sarebbe 0, 0 fattoriale è uguale come sopra, è anche 1. È anche importante questo, che n su r è uguale a n su n meno r. A parte che si può dimostrare con i calcoli, si può ragionare così: se lo vediamo come una scelta da n elementi, in quanti modi posso scegliere r elementi, perché quello dei sottoinsiemi, no? Che abbiamo un insieme di n elementi, in quanti modi posso scegliere i sottoinsiemi di r elementi? Ma se io scelgo i sottoinsiemi r elementi, automaticamente ho scelto anche tutti gli altri sottoinsiemi di n-r elementi, cioè da n elementi che ho prendo i sottoinsiemi r elementi, ma allora una volta che li ho determinati ho anche tutti gli altri sottoinsiemi che hanno tutti gli altri elementi. E poi questa è ancora un'altra proprietà per la somma: n su r più n su r più 1 è uguale a n più 1 su r più 1. Questo si può dimostrare. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.